Associazione dei risparmiatori e vertice con il presidente del Consiglio Conte. Solo ieri, venerdì 6 aprile, la situazione era questa. Al momento però Federconsumatori non è stata convocata, non sappiamo quali saranno i soggetti che verranno coinvolti in questo ulteriore tavolo. Per tutta la giornata circolano voci di associazioni invitate e altre no, un vero e proprio giallo che verso sera sembra dipanarsi con l'arrivo della mail attesa. Le signorie illustrissime sono invitate a partecipare alla riunione in oggetto che si terrà il prossimo lunedì 8 aprile 2019 alle ore 12 a Palazzo Chigi, Sala Verde, terzo piano. La riunione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Ma c'è un ma, perché la PEC, la mail di posta certificata, non sarebbe arrivata a tutti e qui il giallo si infittisce. Un guasto della PEC? Forse. Ad ogni modo c'è chi ci ha pensato ad avvisare le altre associazioni di risparmiatori. Era arrivata solo a noi, poi ieri sera noi ci siamo accorti, anche se non c'era più la segreteria del Presidente, l'abbiamo inviata a tutti. Non solo, Miatello prende la palla al balzo e chiede sempre via PEC al Presidente del Consiglio di allargare l'invito al Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Che è importantissimo e fondamentale in quanto i vari pensieri devono coincidere lunedì. Quello che noi ci auguriamo è che da parte del ministro Tria ci dia una mano magari a riuscire a smussare un po' gli angoli. L'attesa è dunque per lunedì a mezzogiorno, quando al tavolo dovrà essere trovata assolutamente un'intesa che, oltre ad essere tecnica, dovrà essere soprattutto politica, o il fondo potrebbe essere a rischio, quantomeno, di nuovi slittamenti.